Ad Aquileia è stato ricordato il sacrificio di Giovanni Randaccio, medaglia d'oro, maggiore di fanteria, caduto 50 anni fa durante la Prima Guerra Mondiale mentre alla testa delle sue truppe conquistava la famosa quota 28 a sud del Timavo. L'episodio fu l'ultimo di una serie di gloriosi avvenimenti che gli avevano valso già 3 medaglie d'argento. Egli era tornato alle foci del Timavo nonostante le gravi ferite riportate poco prima sulle alture di Polazzo. Nonostante le menomazioni, Giovanni Randaccio chiese di tornare in prima linea e fu assegnato al 77° reggimento Brigata Toscana, dove conobbe il capitano Gabriele D'Annunzio, con il quale strinse i vincoli di una fraterna amicizia di cui resta ancora oggi un nutrito epistolario autografo. Formatosi all'Accademia di Modena, aveva studiato importanti perfezionamenti del fucile e della mitragliatrice e ottenuto nel 1914 uno dei primi brevetti di pilota militare. Durante la cerimonia di Aquileia, sulla sua tomba è stata deposta una corona d'alloro. Un'altra è stata portata sul cippo che sorge vicino alle foci del Timavo, dove il maggiore Randaccio cadde alla testa dei suoi lupi di Toscana.